forse le avrebbe fatto piacere essere anche qui, magari che questo evento non fosse stato dedicato a lei, perché teneva molto di più al suo territorio e alle sue iniziative piuttosto che a se stessa. Appassionata della vita e amante degli alberi, così la targa del cippo commemorativo ricorda Ivana Cagnin nel parco che le è stato intitolato. Storica presidente del Comitato Viabilità Sicura di Scaltenigo, Ballò e Vetrego, scomparsa a 78 anni lo scorso 16 gennaio, sarà ricordata nel modo che le sarebbe piaciuto di più, per il suo contributo all'ambiente e alla tutela del territorio e soprattutto per le mitigazioni in seguito all'avvento del passante di Mestre Mirano. È una cosa che ho voluto fortemente, quella di dedicare questa giornata e questo parco alla signora Ivana Cagnin, che è stata una delle prime persone che ho conosciuto quando ho preso l'incarico di presidente in CAV. È stata nel tempo una collaborazione che francamente non mi aspettavo, nel senso che ero abituata ai comitati turbolenti e contro a priori. Non è stato così in questo caso, ho trovato una persona collaborativa, dialogante e con cui ovviamente siamo riusciti a fare delle cose. La proposta del CAV è stata sposata subito dalla sindaca di Mirano, Maria Rosa Pavanello. E lei amava molto anche il verde, gli alberi, diceva che sempre quando doveva fare anche una scelta importante piantava appunto una nuova pianta e quindi ci sembrava che questo fosse un simbolo importante. E l'intitolazione di questo parco perché? Perché comunque il verde, la mitigazione e anche la necessità di continuare su questa strada in questo territorio attraversato da infrastrutture importanti come il passante era un po' una delle sue battaglie. Nel corso della cerimonia è stato anche piantumato un faggio. In piena continuità con lo spirito delle iniziative della madre, il figlio Michele guarda al territorio come ad un patrimonio da preservare per le generazioni future. È dedicato sia a mia madre, e io a nome di mia madre, come disse lei all'inaugurazione di questo parco, lo dedico ai suoi nipoti e ai nipoti di tutti noi, sperando che questa opera resti per molto tempo così bella come oggi, a ricordo delle iniziative che i cittadini possono avere per il proprio territorio.